La Custode è un progetto di upcycling artistico che unisce varie realtà che vanno dalla montagna veneta fino alla laguna. Natural Arte, creatrice del parco Selvart, e lo scultore Marco Martalar, che sull'altopiano ha creato il leone alato di Vaia, che in questo momento è ospite della Mostra del Cinema di Venezia. Sull'isola della Certosa, quindi l'isola vicina al Lido, si è avviato questo progetto artistico che invece creerà una nuova opera con la stessa tecnica del leone alato, che si chiamerà La Custode. Quest'opera unisce varie realtà venete, tra cui il Teatro Invisibile, che ha creato a Padova un percorso di arte urbana che si chiama Urbart, la ditta Arborete, che si occupa di cura degli alberi e dei parchi e ha curato la bonifica del parco della Certosa, e la ditta Vento di Venezia, che in partnership col comune di Venezia si sta occupando della bonifica e riqualificazione dell'isola. L'elemento unificante di tutte queste realtà è la volontà di dare un valore all'elemento naturale, alla tutela dell'ambiente, e dare un valore artistico a quello che è uno scarto, trasformandolo in opera d'arte.